Residenti e commercianti esasperati. Assieme al cavalcavia Borgomagno, la zona della stazione e del quartiere Arcella sono diventati il regno dello spaccio e del degrado, dove i balordi e i delinquenti la fanno da padroni ormai da troppi anni. Molti di coloro che abitano nella zona si dimostrano quasi rassegnati al fatto che questo quartiere sia stato ghettizzato come il Bronx padovano, altri chiedono più vigilanza e controlli. Ormai qua siamo, l'hanno un po' ghettizzata qui, ormai non ho più coraggio che la bambina esca più la sera, bisogna stare attenti un po' a tutto perché ormai qua c'è un degrado che credo che a Padova sia l'unica zona che ci sia un degrado del genere, ormai è lasciata così. E penso che bisognerebbe che intervenisse, va bene, la polizia, perché siamo stufi proprio di vedere questo su di ciume nell'Arcella, no? E delinquenza, insomma. Ecco. Delinquenza e degrado ce n'è abbastanza, però d'altra parte non è che ci sia tanta possibilità. Bisognerebbe che imparassero un po' tutte le regole. C'è gente che spaccia la droga anche davanti a casa mia, per dirle, anche di mattina, di pomeriggio, con bambini che passano, mamme e tutti, e nessuno fa niente. Anche la polizia che passa continuamente ma non riesce a fare niente. Soprattutto servirebbe che quando noi residenti chiamiamo la polizia non arrivasse un'ora dopo, ma arrivasse in maniera un po' più tempestiva in modo da poter vedere e bloccare le persone, insomma. C'è molta delinquenza, poi extracomunitari. Sì, si vive male comunque, mi ha detto. Quindi un negoziante le ha raccontato queste cose? Sì. Prima si poteva uscire qualsiasi ora, andavi fuori volentieri a prenderti un gelato, noi che siamo anche anziani, adesso non ci permettiamo più, perché è pericoloso, scippano le borse magari. Non è neanche il fatto che scippano le borse, perché magari ti spingono, cadi, può succedere qualsiasi cosa. Tanta delinquenza c'è, tanta, da non fidarsi e uscire la sera a un certo orario. Dopo le 9 è meglio stare in casa. Che non siamo messi tanto bene, per cui ci vorrebbe un po' più di controllo. Questo sicuramente. Poi non lo so come si possa fare, perché io vedo ci sono diverse pattuglie che passano, però evidentemente non basta. Esercito, polizia, quello che è ronde, non lo so cosa si possa mettere, però sicuramente qualcosa di più si potrebbe fare. Da mesi all'Arcella i vigili sono impegnati in un monitoraggio quotidiano e notturno in via Tiziano Aspetti, nell'Ansa Borgomagno e vie collegate e in zona stazione, ma i cittadini non si sentono sicuri.